la chiavetta. Sì. La cesta io te l'ho messa qui, dopo te la avvicino. Come preferisci? Ah, indifferente, può anche restare Vuoi lì. Ah, Sì, sì, può. non devi spiegare i prodotti? No, è un omaggio per voi. Ah, un omaggio per noi? Sì. È un omaggio. Che bello, grazie. Prego. Ma allora la tieni alla scuola e gliela porto alla preside? Cioè, Va bene. Va bene, grazie. Allora, Dopo che me ci dici, prima fai Sì, la sì, presentazione, certamente. poi ci dici. è con il collegamento con il territorio questa Sì. Ah, ecco tutto. Allora. Sì. Io ho preparato anche delle locandine che poi comunque vedete durante e qui delle brochure dell'itinerario. Guardare il Praticamente hai messo Sì, l'itinerario dentro la brochure, esatto. Ah, ecco qua si vede meglio da questa parte. Ok. Allora, ho deciso di fare l'itinerario sulla foresta del Cansiglio. L'ho chiamato I polmoni verdi della Regione Veneto, escursionando il Cansiglio. Ho progettato questo itinerario che durerà 3 giorni, con soggiorno di 2 notti. Nel primo giorno si arriverà nel primo pomeriggio in agriturismo e alle 15:30 si andrà a visitare le grotte del Caglieron. Dopo aver effettuato la visita alle grotte del Caglieron si effettuerà una pericena al ristorante Antico Mulino. Dopo ovviamente ci sarà il ritorno in agriturismo. Per quanto riguarda il secondo giorno, dopo aver fatto colazione, ci si ritroverà alle ore 9 con una guida certificata per un'escursione in e-bike con la visita ai villaggi dei Cimbri di Vallorc e le Rotte. Dopo si effettuerà il pranzo alle ore 12:30 presso il ristorante Capanna Genziana. Dopo il pranzo si visiterà il bus della LUM ed infine si ritornerà in agriturismo e si effettuerà la cena. Per l'ultimo giorno, dopo aver effettuato colazione e check-out, si partirà per Cison di Valmarino, dove si visiterà la via dell'Acqua o dei Mulini e dopo il pranzo presso il ristorante Osteria al Ponte si farà una breve passeggiata per il centro storico e si andrà a visitare Castelbrando. Dopo alla fine ci sarà rientro a casa. L'agriturismo in cui si soggiornerà è Agriturismo La Vigna di Sara e questo B&B trova posto appunto a Vittorio Veneto tra le colline del Prosecco, tra cui rientrano anche i vigneti di Sara. Questo agriturismo si colloca in cima ad una collina denominata Col de Luna ed è composto da 2 casali con accesso diretto agli orti e ai vigneti di Prosecco DOCG. Appunto, come avevo precedentemente detto, dopo aver fatto la sistemazione in agriturismo, alle 15:30 inizierà la visita guidata al Parco Grotte del Caglieron. In questo parco si possono ammirare una serie di cavità, alcune sono di origine naturale, invece altre di origine artificiale. E per quanto riguarda le cavità di origine naturale, si tratta di una profonda forra incisa dal torrente Caglieron che appunto risale al Miocene medio, quindi è datato dai 16 ai 10 milioni di anni fa. Inoltre la grotta presenta numerose cascate mozzafiato e sulle pareti si possono osservare numerose concreazioni calcaree. All'interno del parco inoltre si potrà trovare un antico mulino risalente al 1200 che recentemente è stato convertito in ristorante, dove appunto effettueremo la pericena a base di prodotti locali accompagnati da un calice di prosecco. Appunto dopo la fine della visita al Parco Grotte del Caglieron si tornerà a casa. Comunque, la visita guidata alle grotte si svolge lungo un percorso di circa 1 chilometro che attraversa il torrente. Successivamente infatti si potrà ammirare anche la Grotta dei Breda, che è caratterizzata da delle colonne inclinate che sostengono degli strati di arenaria. E seguendo la passerella si arriverà fino alla grotta dove avviene il processo di stagionatura del formaggio
di Grotta del Caglieron del caseificio Soligo. Il secondo giorno, appunto, come avevo detto, alle ore 9 c'è il ritrovo con la guida certificata e si partirà per questo tour in e-bike verso l'altopiano della Foresta del Cansiglio. Il noleggio della bici avverrà in loco presso Alpago Bike Rent, il costo della bici del noleggio sarà di circa 50 euro. L'itinerario si svolge ad Anello con partenza dalla piccola frazione di Campon e si attraverseranno strade sterrate, boschi e ci sarà pure la possibilità di incontrare cervi, scoiattoli e altri animali selvatici. Il pranzo avverrà nei dintorni dei villaggi cimbri presso il ristorante Capanna Genziana, dove comunque visiteremo un po' i villaggi e dopo si andrà a continuare il percorso visitando il bus della LUM. Alla fine della visita al bus della LUM si ritornerà al punto di partenza. Questo è un itinerario di lunghezza di 38 km con un dislivello positivo di 750 metri. È una condizione fisica facile, quindi è comunque accessibile abbastanza a tutti. Per quanto riguarda la storia dell'altopiano del Cansiglio, si è formato circa 200 milioni d'anni fa da rocce sedimentarie di origine organica. La prima menzione medievale del Cansiglio risale al 923, ai tempi della Serenissima. Infatti i faggi della foresta venivano impiegati per la produzione di remi per le galere della Serenissima e per legno per l'arsenale e carbone. Nel 1548 il Consiglio dei Dieci sancì che la foresta diventasse il Gran Bosco d'Areme di San Marco. Passando poi al Regno d'Italia, però, il Cansiglio divenne di proprietà demaniale, quindi dello Stato. Ai villaggi cimbri rimangono tracce di una minoranza linguistica che si era insediata in quelle zone. Infatti questa antica popolazione raggiunse per la prima volta il Cansiglio solo nel 1707. E grazie alle loro abilità di costruttori di scatole in legno di faggio. Per quanto riguarda il bus della LUM, invece, in italiano tradotto come buco della luce, è una voragine carsica che si colloca sull'altopiano del Cansiglio. Dal punto di vista storico, questa voragine venne utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale dai partigiani per buttare dentro i corpi dell'esercito nazionale repubblicano e quelli dell'esercito tedesco, oltre quelli di comuni civili. Poi c'è l'ultimo giorno, appunto dopo la colazione e il check-out si andrà a Cison di Valmarino. E questo borgo infatti risale all'epoca romana, ma solo nel VI e VII secolo diventa feudo valmareno. Il nome Cison, da casium tagliato disboscato, è legato invece alla bonifica che è realizzata dai monaci cistercensi nel XII secolo. Per quanto riguarda il sentiero della Via dell'Acqua o Via dei Mulini, è un percorso storico-naturalistico molto facile da eseguire, che si percorre appunto a Cison di Valmarino. Cison di Valmarino è uno dei borghi più belli d'Italia, infatti ha la bandiera arancione del Touring Club italiano. Poi appunto si effettuerà il pranzo alle ore 13 all'Osteria al Ponte. Dopo il pranzo, verso le ore 15, il percorso proseguirà prendendo la funicolare fino ad arrivare a Castelbrando. Il castello inizialmente aveva il nome di Castello di Cison, però poi successivamente la proprietà passò ai conti Brandolini, quindi adesso è conosciuto come Castelbrando. Questo castello è anche uno tra i più belli, più antichi e più grandi castelli d'Italia, d'Europa. E ad oggi il castello ospita al suo interno un hotel 4 stelle, una spa ricavata da antichi bagni romani, oltre a ristoranti, bar e enoteche. Inoltre c'è un'aula congressi per meeting, expo, congressi appunto,
e Castelbrando è anche una location ideale per matrimoni e ricevimenti. Poi appunto alla fine della visita a Castelbrando si ritornerà a casa. Per quanto riguarda invece il collegamento con il territorio, se volete potete scansionare il codice QR, se no comunque le locandine sono quelle che ho, no, quelle arancioni. Questa arancione? Esatto. E appunto ho progettato questo tour che l'ho chiamato Effusione Tour a pochi passi dal mare, dalle colline del Prosecco all'aperitivo Risaia assaporando il profumo delle noci. Allora, il tour inizierà presso l'azienda agricola La Fagiana e si effettuerà appunto una visita con degustazioni di prodotti agricoli del territorio accompagnati da birre artigianali. Si effettuerà un giro in bici tra le risaie della tenuta alla scoperta della biodiversità che circonda appunto la coltivazione del riso. Un agronomo aziendale vi accompagnerà attraverso le risaie per raccontarvi anche come la tecnica culturale si sta sviluppando nel corso degli anni. E al termine del tour alla Fagiana verrà offerta una degustazione di birre artigianali a base di riso e prodotti del territorio. Passando poi all'azienda agricola Cuor di Noce, si effettuerà una passeggiata nel noceto con degustazioni di ghiottoneria accompagnati dal liquore nocino. Infatti la versatilità della noce e le sue proprietà sono vaste e consentono un largo utilizzo in cucina. Infatti l'azienda Cuor di Noce ha ideato e produce varie, oltre alla qualità conosciuta Lara, anche gustosi prodotti dolciari come biscotti e crostate e anche appunto il liquore. Appunto al termine della passeggiata verrà offerta una degustazione di biscotti alle noci accompagnate da liquore nocino. Fine. Appunto qui ho portato una cesta.
bilaterale, scusa, non più oltre. Qui? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Ok, Decidi tu quando partire. sì. Allora, ho incitato il mio itinerario turistico sulla città di Vittorio Veneto tra arte, storia ed enogastronomia. Allora, incentrandolo sul turismo della memoria, perché appunto il mio target è una coppia di 60 anni che decide, sono Giulia e Francesco, una coppia di Canberra. Lei è originaria appunto dell'Australia, mentre lui è nato a Matera ed emigrato in giovane età nella capitale australiana. Molto spesso appunto Francesco narrava alla moglie i racconti del nonno Ennio. Nonno Ennio ha combattuto nella prima guerra mondiale proprio qui a Vittorio Veneto. Questi racconti gli sono rimasti molto impressi e l'hanno molto segnato. E appunto purtroppo però i casi della vita non hanno mai fatto sì che lui riuscisse ad andare a Vittorio Veneto, quindi per i suoi 60 anni la moglie decide di regalargli, allora loro organizzano un viaggio in Italia per andare a trovare i genitori di lui a Matera e lei come ulteriore regalo gli fa un viaggio a Vittorio Veneto di 3 giorni, dal 17 al 19 giugno. E quindi per questo turismo della memoria e turismo del ricordo. Allora, loro decidono di alloggiare al Castrum di Serravalle Bed and Breakfast del Charme, una bellissima struttura ricettiva sulle delle cinte murarie proprio qui a Serravalle, comunque. Le soluzioni offerte non sono tradizionali camere d'albergo, ma sono vere e proprie esperienze dal sapore antico ed elegante. Infatti troviamo varie camere e loro decideranno di scegliere proprio la suite della Rocca. Una cosa a cui loro tengono molto è sicuramente il viaggio ecosostenibile, infatti toccheranno vari punti, tra cui quello della borraccia termica sostenibile che potranno riempire nelle varie fontanelle della città, mangiare quello che offre il territorio, infatti loro molte volte andranno a mangiare in trattorie locali che comunque valorizzano i prodotti locali soprattutto e muoversi riducendo al minimo le emissioni, infatti loro noleggeranno un'auto ibrida che comunque aiuta, è meglio comunque di quelle normali. L'itinerario dei nostri 3 giorni. Allora, loro arriveranno alle 11 all'aeroporto di Venezia Marco Polo, noleggeranno appunto l'auto e arriveranno in check-in in struttura verso mezzogiorno e mezzo. Andranno poi all'Osteria Vecchia di Serravalle per un pranzo veloce e andranno subito a vedere la chiesa di Santa Giustina. Dopo la chiesa di Santa Giustina prenderanno un percorso interno naturalistico per arrivare fino al santuario di Sant'Augusta, per poi finire alla chiesa di San Giovanni Battista. Poi ci sarà un rientro in struttura perché comunque è stata una giornata lunga e poi la serata si concluderà con un aperitivo in piazza Flaminio e una cena alla trattoria della Giraffa, per poi rientrare in struttura a riposarsi. Secondo giorno invece più intenso, partiranno con una colazione alle 9 di mattina in struttura e alle 10 con la strada dei 100 giorni a San Boldo. Avranno poi alle 11 la visita guidata a Castelbrando e poi inizierà il vero e proprio percorso della Prima Guerra Mondiale, l'osservatorio Goi Ginger e le trincee di Colle di Guardia, per poi proseguire, faranno un pranzo all'osteria al Carro d'Acciano perché appunto è di strada. Torneranno poi a Vittorio Veneto per visitare le trincee delle Perdonanze e poi avranno una degustazione di vino presso Villa d'Arfana, perché comunque anche alla enogastronomia ci tengono e ovviamente questo territorio, oltre che per la guerra, è famosissimo anche per i vini e i prosecchi. Andranno poi l'ultimo giorno con una colazione in struttura, un early check-out alle ore 10:30, faranno poi una visita veloce della città per vedere comunque gli ultimi monumenti perché appunto loro si sono molto concentrati su Serravalle ma avevano lasciato un posto alle Ceneda e quindi adesso andranno poi appunto al Museo della Battaglia e a visitare anche altri punti. Avranno poi il pranzo al ristorante La Loggia che è vicino al Museo della Battaglia. E poi inizieranno a tornare verso l'aeroporto e una tappa secondo me molto importante è l'abbazia di Sant'Eustachio perché è proprio bellissima e anche c'entra con il loro itinerario della Prima Guerra Mondiale
essendo questa distrutta, ma poi ne parlerò. C'è poi la riconsegna dell'auto a noleggio, il volo di ritorno e appunto l'arrivo all'aeroporto internazionale di Bari, dove loro continueranno il loro mese di vacanze. Alla scoperta di Vittorio Veneto, il primo giorno. Ovviamente c'è il noleggio dell'auto, i vantaggi delle auto ibride sono che hanno più autonomia rispetto a quelle elettriche, ma comunque non fanno tutte le emissioni delle auto a benzina e la ritireranno all'aeroporto di Venezia Marco Polo. Abbiamo poi Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è un bellissimo comune italiano della provincia di Treviso in Veneto ed è il più vasto della provincia di Treviso. Ricordiamo che ha comunque presenze collinari e montuose, essendo comunque vicino alle Prealpi, e oltre al centro di Vittorio Veneto, che è diviso tra Serravalle e Ceneda, come ho già detto, ha anche altri piccoli quartieri e sobborghi come Salsa, Costa, San Lorenzo e San Giacomo di Veglia. La zona di Vittorio Veneto è ricca anche di corsi d'acqua, che alcuni nascono proprio in questo territorio. Ricordiamo il Meschio, che è un affluente dell'Ivenza. Perfetto, allora la sua storia è apparentemente recente perché appunto è nata il 27 settembre 1866 con l'Unità d'Italia, è stata unita appunto a Ceneda Serravalle, che prima erano due comuni autonomi. Il 22 novembre 1866 si aggiunge l'appellativo Vittorio in onore di Vittorio Emanuele II, ovviamente. E poi le tappe fondamentali per Vittorio Veneto, che sono sicuramente l'inizio della battaglia di Vittorio Veneto e poi la fine il 4 novembre. Ceneda. Ceneda è un quartiere di Vittorio Veneto e rappresenta la parte meridionale. Ricordiamo i luoghi principali di interesse: la loggia, che è la sede della comunità di Ceneda, la cattedrale, che è il punto più importante se si parla di diocesi di Vittorio Veneto, e i palassi, che sono i ruderi di un antico palazzo fortificato. Ricordiamo appunto il Caregon del Diol. Abbiamo poi il maestoso castello di San Martino, che sorge appunto ai piedi del colle di Sant'Elia, e poi il ghetto ebraico, dove ricordiamo è nato il celebre librettista di Mozart Lorenzo da Ponte. La storia di Ceneda. Allora, la storia di Ceneda è abbastanza antica, abbiamo le sue prime conoscenze in epoca romana. Comunque dopo ha avuto un'alleanza prima con Treviso, poi è entrata sotto la Repubblica di Venezia e appunto dopo nel 1866 è entrata nel Regno d'Italia con un'unità Ceneda, a Serravalle, scusate. Abbiamo poi Serravalle, che è il quartiere invece più settentrionale, anche questa ha molti scorci da vedere. Ricordiamo il santuario di Sant'Augusta, che è un luogo di culto molto importante, il piazza Flaminio in onore di Marcantonio Flaminio, che è dedicato appunto al celebre umanista di Serravalle, che è nato proprio qui. Poi abbiamo la chiesa di San Giovanni Battista, molto importante, e la chiesa di San Lorenzo dei Biattiati e la chiesa di Santa Giustina, che appunto fanno parte del nostro itinerario. Abbiamo poi la storia di Serravalle, anche questa abbastanza antica, le prime testimonianze le abbiamo nel 1155, anche questa è stata sotto i Carraresi e poi è entrata nel Regno d'Italia insieme a Ceneda nel 1866. Ovviamente tra il 24 ottobre e il 4 novembre 1918 abbiamo la battaglia di Vittorio Veneto, che fu l'ultimo scontro armato tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, e che appunto diede la vittoria all'Italia, l'esercito italiano. È stata una vittoria che si può considerare in 4 fasi: la prima fase 24 ottobre, 26 ottobre, la seconda fase 27 ottobre, 29 ottobre con il forzamento del Piave e la rottura del Casistellung. La terza fase è lo sfruttamento del successo e poi l'ultima fase che riguarda invece l'inseguimento delle armate nemiche in rotta. Un'altra tappa molto importante della battaglia di Vittorio Veneto è stata sicuramente la battaglia del Solstizio, che questo nome è stato dato appunto da D'Annunzio e indica tutto l'arco del fronte. Questa poteva essere un'opportunità per gli austro-ungarici di vincere la guerra, ma purtroppo non è stata sfruttata e quindi dopo ha vinto l'Italia. Andiamo poi al secondo giorno con il percorso della Grande. Io l'ho intitolato il percorso della Grande Guerra perché appunto tocca molti punti.
Allora, abbiamo la strada dei 100 giorni che si trova a Passo San Boldo, qui vicino, mette in comunicazione i due versanti delle Prealpi ed è una strada che è frequentata da molto tempo, già dall'epoca romana, però appunto è diventata celebre perché è molto panoramica, presenta molti tornanti ed è stata fatta in 3 mesi, appunto 100 giorni, in 3 mesi dall'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo poi Castelbrando, che è uno dei più grandi antichi castelli d'Europa e sorge appunto, cioè, si affaccia proprio sulle colline del Prosecco che da poco sono diventate patrimonio dell'UNESCO. È un'esperienza sicuramente da altri tempi perché il castello ospita un hotel 4 stelle con eleganti camere e suite e molti comfort. È possibile anche visitare le aree museali come appunto faranno Giulia e Francesco. E appunto all'estremità si trova anche un lounge bar per degli aperitivi. Abbiamo poi torniamo proprio a Vittorio Veneto, alle Trincee delle Perdonanze, facevano parte delle postazioni dell'esercito austro-ungarico e sono oggi visitabili, si possono appunto vedere. Ok, poi un altro aspetto che loro non vogliono trascurare è sicuramente quello dell'enogastronomia, essendo per loro un importante punto. Ricordiamo il fagioli con musette, i bigoli in salsa, fatti appunto bigoli è una tipica pasta veneta, e in salsa perché appunto hanno un gustoso condimento fatto di cipolle e acciughe. E poi abbiamo la pinza veneta che è molto caratteristica di Vittorio Veneto anche ed è molto semplice, può essere fatta con diversi ingredienti, tra cui noci, fichi secchi, dipende dalle tradizioni. Io poi ho riportato la pinza secondo Giuseppe Maffioli. Giuseppe Maffioli è un autore televisivo, attore, ma soprattutto un grandissimo gastronomo italiano. Ha scritto vari libri, tra cui anche Il Ghiottone Veneto, in cui c'è appunto la sua ricetta della pinza. Abbiamo poi le denominazioni della zona, ricordiamo i colli di Conegliano di OCG, il Piave Doc e il Prosecco Superiore di OCG di Valdobbiadene, fatto appunto tra le dirette colline di Valdobbiadene e Conegliano. E andiamo poi con il terzo giorno, tra storie e rovine. Allora, appunto ci dedicono ancora a Vittorio Veneto perché comunque avevano trascurato degli aspetti che secondo me erano importanti. Le tracce della guerra a Vittorio Veneto, come era prima e come era dopo. Allora abbiamo il comando di tappa che era un compito importante, quello di controllare appunto gli spostamenti anche delle persone comuni. Infatti i vittoriesi dovevano andare per prendere appunto questa carta, le sue scarpe, per anche andare fuori città, comprare anche i generi alimentari più basilari. Abbiamo poi la Fontana degli Arditi che è ricollegabile alla Prima Guerra Mondiale perché si dice, alcune tradizioni dicono che quelli che liberarono nel 1918 la città dalla Prima Guerra Mondiale bevero in questa fontana, si dice. E poi abbiamo l'ospedale di Serravalle, l'ho voluto citare perché mi ha colpito molto che anche durante la guerra i medici e i chirurghi sono stati volti al Piave e quindi l'ospedale è rimasto quasi abbandonato, solo gli infermieri andavano dietro appunto all'ospedale di Serravalle. Abbiamo poi la visita al Museo della Battaglia, un bellissimo museo che si trova appunto a Ceneda vicino alla loggia. Racconta sicuramente la storia della Prima Guerra Mondiale. Io l'ho anche visitato e devo dire che mi è piaciuto molto, principalmente perché non racconta la Prima Guerra Mondiale come la raccontano tutti i libri, ma ci sono anche molte testimonianze, molte lettere che mi hanno anche colpito, perché non è una cosa scontata anche la vita quotidiana. Ed è dislocato in 3 piani. Abbiamo poi l'abbazia di Sant'Eustachio, anche questa molto bella, è stata ristrutturata recentemente nel 2012 da Ermenegildo Giusti, della famiglia Giusti, ed è stato aperto al pubblico nel 2018. È importante anche per la Prima Guerra Mondiale perché i bombardamenti lo hanno rovinato, cioè lo hanno reso come è tutt'oggi, anche se grazie al restauro gli anni hanno comunque ridato vita. E qui appunto alcune foto. Abbiamo poi il preventivo di viaggio che comprende i biglietti di andata e ritorno da Bari a Venezia e Marco Polo, appunto perché loro a Matera l'aeroporto più vicino è quello di Bari.
Abbiamo poi le 2 notti in bed and breakfast presso il Castrum di Serravalle, bed and breakfast des Charmes, il noleggio auto, la degustazione di prosecco presso Villa d'Arfana e le visite a castelli e musei. Il prezzo totale, il prezzo individuale e la quota comprende e non comprende. Il questionario di gradimento, perché comunque per me è molto importante avere un feedback da parte degli ospiti e sapere come migliorarci, cosa va bene, cosa magari va cambiato, e quindi sicuramente poi sitografia e la slide finale. Grazie. Chiudo qua.
questa. Ah sì, è vero, è una di quelle, però, sì, eccola qua, però non le ho rimesse dentro, non mi ricordo. Ah, Tu la riconosci? tranquilla. Non mi ricordavo più qual era. Sì, è questa. Perfetto, bene. Sì, non le ho rimesse dentro perché non ricordavo No, quale vabbè, delle sì, due sì, era. no, va bene, no. A noi va bene non ricordarsi del Non spero di trovarla. Posso dire cognome e nome e scuola perché ho sentito che in teoria non si può dire. Ma sugli iscritti abbiamo... No, no, orale. Anche all'orale? Ah, sì. Raga, ormai. Ma non ce l'abbiamo qua? Sì, no, Da abbiamo, scuola? abbiamo da scuola. Ah, ok. Non sapevo. Sì, perché dobbiamo capire un po' il nome più Buongiorno, sono Morello Samuel dell'Almerico d'Aschio di Vicenza e oggi vi presento, ma soprattutto vi porto insieme a me alla scoperta delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Parto col dirvi innanzitutto che queste colline fanno parte del patrimonio dell'UNESCO dal 2019 e sono caratterizzate da un sistema morfologico a collinare che dona a queste colline la loro particolarità e soprattutto la loro unicità. Questo territorio è caratterizzato da delle località fantastiche immerse nella natura e nel verde incontaminato e soprattutto da dei panorami mozzafiato su piccoli borghi e sui vigneti. Volevo farvi due domande. A voi piace pedalare? Andare in bicicletta? Possiamo fare l'itinerario? Sì, volevo portarvi insieme a me alla scoperta di questo itinerario. Vi piace pedalare? bike, sì. I bike, sì. Almeno facciamo fatica. E la natura anche, immagino, cioè è un po' impossibile in questo posto. Bene, vi ho fatto queste domande proprio perché percorreremo questo itinerario a bordo di un e-bike e andremo a scoprire tutti quei posti più rappresentativi di questo posto immerso nel verde e nella natura. Il primo giorno percorreremo 48 km e l'itinerario parte da Conegliano per poi proseguire a San Pietro di Feletto, a Refrontolo, i laghi di Revine, Cisonvalmarino, Follina e infine a Valdobbiadene. La partenza è prevista da Conegliano e in cui si può trovare il castello di Conegliano che da sempre è il simbolo rappresentativo del popolo coneglianese ed è un castello ricco di storia che ti dà un'atmosfera come se tornassi nel Medioevo. Questo castello nel corso della storia ha avuto varie funzioni, ad esempio come carcere, come domus communis, come palazzo del podestà, ma attualmente si può trovare un museo civico accessibile in cui fanno mostre proprio di tema medievale. Proseguendo arriviamo a San Pietro di Feletto in cui vi proponiamo una degustazione dei vini tipici di questo territorio, cioè il Prosecco e il Pinot Grigio e anche dei prodotti più tipici di questo territorio abbinati a questi vini presso la cantina Manisagge. Come alternativa, se no, vi proponiamo una visita presso la chiesa di Pieve di San Pietro di Feletto, in cui si può godere di una vista chiara e sensazionale sulla valle circostante. Proseguendo col nostro itinerario, invece, arriviamo a Refrontolo, in cui possiamo trovare il Molinetto della Croda. Questo molinetto è situato nella valle dell'Ierza ed è caratterizzato da un'atmosfera a dir poco fiabesca, data la presenza di quelle cascate lì, dalla presenza anche del piccolo torrente e del piccolo mulino che un tempo era un alloggio familiare, ma col tempo è stato abbandonato, ma per fortuna è stato restaurato a fine del Novecento. Proseguendo raggiungiamo i laghi di Revine, in cui consigliamo una piccola sosta per godersi il momento e soprattutto il paesaggio circostante, perché la caratteristica principale che caratterizza questo posto è l'ambiente pacifico, lontano dall'inquinamento, dai rumori della città, insomma. Io da vicentino posso dire che mi farebbe bene un posto del genere. E si potrebbe anche arrivare a questa panchina gialla, che è una meta molto conosciuta a livello sui social media e tutto,
e diciamo che andare lì a farsi una foto è un modo per rendere la propria vacanza ancora più instagrammabile. Proseguendo arriviamo a Cison di Valmarino, in cui proponiamo un buon pranzo presso l'osteria Cadeloff, che è una piccola osteria a livello, che è di un ambiente casareccio e molto rustico, in cui si può gustare un piccolo pranzo a base dei prodotti più tipici di questo territorio. Nei pressi di questa osteria possiamo anche trovare la grandissima roccaforte di Castelbrando, a dir poco pazzesca, perché infatti non vedo l'ora di andarci venerdì. È a dir poco pazzesca, adesso, un tempo era una roccaforte come ho detto prima, ma attualmente è un hotel. Proseguendo arriviamo a Follina, in cui troveremo l'abbazia cistercense di Santa Maria, che è una meta molto ambita da tutti i turisti di ogni provenienza, ma soprattutto dai turisti religiosi, per via della sua storia e dei suoi famosi avvenimenti che non sto qua a raccontarvi perché sennò potrei andare avanti ore. Ultima meta della giornata è Valdobbiadene, dove abbiamo deciso di visitare o comunque sì, andare a vedere l'osteria Senzoste, che è veramente una cosa unica, infatti non ne avevo mai sentito parlare prima, ed è un'impresa basata soprattutto sulla autonomia del cliente. Il pagamento viene in maniera autonoma, il servizio viene in maniera autonoma, puoi lasciare anche una tua impronta perché ci sono dei fili pieni di bigliettini scritti da altre persone, e sì, puoi prendere i prodotti e gustarli nelle panchine con una vista a dir poco magnifica. Arrivati a Valdobbiadene abbiamo programmato il pernottamento presso l'agriturismo Casa Borgomarche, che rientra nella lista dei viaggi sostenibili, dato le sue forti politiche sulla sostenibilità ambientale, soprattutto anche della fauna locale, perché nella vicinanza di questo agriturismo ci sono molti agriturismi che hanno, diciamo, allevamenti o comunque piccoli recinti dove tenere gli animali proprio per attirare clienti, ma questo agriturismo è contrario a queste ideologie perché giustamente ogni animale ha diritto di vivere nel proprio habitat, e quindi ecco, è molto vicino alla fauna locale. Il secondo giorno abbiamo 34 km da percorrere e si parte da Valdobbiadene per poi proseguire a Col San Martino, a Farra di Soligo e infine a tornare a Conegliano. La prima tappa della giornata è Col San Martino, in cui si percorrerà il piccolo sentiero delle Vedette, che è un percorso immerso tra le vigne e tra l'agricoltura locale, ed è famoso soprattutto anche per la sua storia, data la sua posizione strategica durante gli scontri contro le truppe austro-ungariche. Percorrendo questo sentiero si potranno trovare delle piccole cantine dove fermarsi a magari assaggiare qualche vino o qualche prodotto tipico. Proseguendo arriviamo a Farra di Soligo con una sosta per un pranzo presso la Locanda agli Archi, che è una piccola osteria con vista sui vigneti, in cui si potrà gustare un pranzo a base di prodotti freschi. Infine torniamo a Conegliano, inizio e fine di questo nostro percorso, in cui si potranno visitare la Fontana di Nettuno, il Duomo di San Leonardo di Conegliano e il Convento di San Francesco. Col fine di creare un buono scambio culturale andremo a conoscere... Al fine di un buono scambio culturale adesso colleghiamo le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene con i colli della Pedemontana Vicentina. I colli della Pedemontana Vicentina partono da Bassano del Grappa per poi proseguire con Marostica, Sandrigo e infine a Breganze. Sono tutti piccoli comuni famosi per la loro storia, per i loro prodotti, ma soprattutto per la loro bellezza. Uno di questi prodotti più importanti di queste località è
è il vino Vespaiolo, che è un vino di color giallo paglierino, dal profumo fruttato e dal sapore fresco e piacevolmente acido. E ecco, è tutto.
Sì, dove la metto? Quello è agitato. I primi sono tutti veneti. Perché tu quando sei pronta, avete Così, si sta caricando. sì, il PowerPoint così vedete. Si vede un po'. Sì, perché ho creato, Sì. che ho creato un sito internet io, e promuovendo la città di Vittorio Veneto tra arte, storia e enogastronomia. Siccome qua non so. Vediamo, mi fa fare l'anteprima. No, niente, vabbè, Non riesci a aprire totalmente. Cos'è che devi fare? Scusami, metterlo in Sì, in presentazione. Ah, è in basso sulla... Perché così non... Non me lo fa fare da su. Scusa, fai devi un... partire per partire il video o solo la... Ecco lì, Qui. quello. Sì. Sì. Vede. Ah, è il mio sì, computer che si Sì, vede sì, sì. diversamente. Vabbè, comunque, io presento Vittorio Veneto e vi farò scoprire un po' di più Vittorio Veneto tra arte, storia e cultura, perché è ricco di tutte queste qualità. Come dicevo, ho creato un sito internet che è nominato Tourism, proprio perché questa agenzia promuove delle città in tutta Italia che, per la sigla che è ERE, stanno per turismo ecosostenibile, responsabile ed esperienziale. Il progetto dell'agenzia perciò è promuovere questi viaggi e queste città, e io oggi andrò ad illustrarvi Vittorio Veneto, appunto. Queste sono un po' le città che presenta. Vittorio Veneto, vorrei partire con la storia, è nato nel 1866 dall'unione di Ceneda e Serravalle, ed è stato il luogo dell'importante Prima Guerra Mondiale che ha visto l'Italia contro l'impero austro-ungarico, dove l'Italia vinse e portò l'impero austro-ungarico a ritirarsi, così che finisse la guerra. La città di Vittorio Veneto e le vicinanze, comunque i paesi vicini, sono pieni di monumenti e luoghi di interesse artistico. Alcuni di questi sono illustrati qui sotto, partendo da Serravalle, che è un borgo antico in cui fare una passeggiata in mezzo alle viuzze del centro storico, prendere uno spritz, che è anche molto comune prendere a Treviso, dove abito io, e rilassarsi, passare un pomeriggio in tranquillità. È caratterizzato da queste case tutte colorate, con balconi tutti colorati, quindi è anche un bello spettacolo stare là anche semplicemente in un baretto e godersi la piazza e comunque tutto ciò che la circonda. Nel Duomo di Serravalle è presente anche una tela il termine adesso, di Tiziano, ecco. E il 21 agosto ci sono i fuochi,
e ogni prima domenica del mese il mercatino dell'usato e ogni seconda domenica del mese il mercatino dell'artigianato familiare. E proprio da Serravalle si parte per un itinerario molto interessante a piedi, proprio per essere ecosostenibili, non utilizzare l'auto ma andare a piedi o in bicicletta. Qua a piedi perché ci sono le scalinate che durano circa mezz'oretta, si passa per una fontana dove c'è sopra una statua di Sant'Augusta, e proseguendo verso la cima dove si trova la chiesa di Sant'Augusta. Dalla cima si può godere di un panorama fantastico su tutta Vittorio Veneto. La tradizione narra che Sant'Augusta fosse figlia di un capo molto importante che risiedeva a Serravalle, che era contro la fede nuova, la nuova fede che stava avvenendo a galla, insomma, e lei fu imprigionata per poi essere decapitata proprio perché si era convertita alla fede cristiana che al padre non andava assolutamente bene. Dopodiché c'è il museo della Prima Guerra Mondiale che interessa soprattutto i fanatici della storia, e questo museo presenta vari documenti storici molto importanti, vari oggetti utilizzati in guerra e soprattutto anche dei piccoli utensili utilizzati dalla popolazione durante la guerra. Quindi rappresenta ciò che viveva la popolazione e ciò che hanno vissuto i soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Per i cittadini di Vittorio Veneto è gratuito l'ingresso, è aperto dal martedì al venerdì, dalle 10 fino alle 17, mentre il weekend sono aperti a intermittenza dalle 9:30 fino alle 13 e dalle 15 fino alle 18. Dopodiché c'è il parco archeologico di Livelet, che lo consiglio molto per gli amanti della natura e soprattutto per famiglie, perché è ottimo per le bellissime attività che svolgono all'interno, quindi è ottimo per portare i bimbi, si divertono un sacco, e c'è l'attività del birdwatching, cioè insomma ci si immerge nella natura e si ascolta il canto degli uccellini, si cerca di capire di quale esemplare si tratti, e poi ci sono le palafitte dove all'interno ci sono un sacco di oggetti della storia molto più antica. Dopo questo parco qui c'è il Mulinetto della Croda, molto bello anche questo perché siamo immersi nella natura, ci sono varie mostre, varie esibizioni al suo interno, da lì si possono intraprendere molti cammini, molti sentieri in mezzo alla natura, e è aperto solo il weekend a orario continuato dalle 10 circa fino alle 17, mentre durante la settimana meno, cioè ci sono orari più ridotti, e il biglietto costa sui 13 euro e per i bimbi fino all'età di 12 anni è gratuito. Per ultimo, ma non per importanza, le grotte del Caglieron, che sono un'attrazione veramente da non perdere, perché sono un complesso di cavità sia artificiali che naturali. Insieme a questo percorso fanno entrare attraverso queste grotte qui, e è un paesaggio insomma da non perdersi perché è pieno di cascate, insomma è proprio una meraviglia naturale da non perdere. Il biglietto costa solamente 3,50 euro, quindi è anche molto economico e è adatto anche ai bimbi che sono di solito sempre impressionati da queste cose.
Oltre a questi bellissimi posti da visitare, c'è l'enogastronomia che è molto importante e ci sono vari piatti, vari prodotti tipici e 2 o 3 ristoranti molto conosciuti o comunque recensiti bene a Vittorio Veneto. Tra i prodotti tipici c'è l'imbriago, che è un formaggio stagionato nelle vinacee, molto, molto buono perché l'ho anche assaggiato, molto buono. E la soppressa, un insaccato molto molto comune qua in Veneto. E come piatti tipici c'è il cotechino, che è un insaccato da cuocere con al di sotto la minestra di fagioli, la polenta ai funghi che tutti conoscono perché è un piatto veramente buono a mio parere, per a chi piace i funghi, a chi piacciono i funghi. E oltre a questo ci sono anche le bevande, cioè il vino, che è veramente importante in Veneto, è molto conosciuto, il prosecco, che può essere fermo o frizzante, e il torchiato di Fregona, molto importante anche quello, utilizzato a fine cena. I 2 ristoranti di cui voglio parlarvi recensiti meglio sono All'Alarin e l'Osteria ai Perdonanze. Entrambi Vittorio Veneto, presentano un menù comunque tradizionale della cucina di Vittorio Veneto e questo è quanto. Io avrei fatto anche dei bigliettini da visita che, se vi fa piacere, vi lascio con il QR code dietro per visitare il sito che è pubblicato. Qui c'è la parte dove ci può mandare il curriculum e la parte dove ci si può contattare l'agenzia per varie informazioni e quant'altro. Questo sito l'ho creato io a scuola e basta. Insomma. Complimenti. Grazie. Grazie mille dell'attenzione. Grazie a te. Grazie a te.